Presidente, l'impegno dell'Ateneo continua anche con la sua presidenza. Uno dei progetti su cui sta lavorando il Comitato Expo coinvolge l'Ateneo. Cosa nel 2014? Certo, prima di tutto mi lasci dire, signora, che l'Ateneo è il luogo dove si confrontano temi di carattere specialistico con l'opinione pubblica e l'interfaccia tra questi due aspetti fondamentali della nostra dialettica civile, e quindi io spero che l'Ateneo continui in questo suo ruolo di casa dell'Expo, dove il comitato si riunisce e dove il comitato presenta i suoi progetti alla città. Questa è la fase in cui ci troviamo. I suoi rapporti con la città, con l'Expo e per i prossimi anni, il suo programma? Beh, il programma, adesso è difficile riassumerlo in poche parole. Certamente il nostro programma va nel senso di aprire la città, di fare in modo che siano i temi cruciali per la città ad essere presentati qua, in una dimensione culturale, perché questo è il nostro fine statutario, ma però con un forte aggancio alla realtà quotidiana.